Un uomo di mezza età, anche giovane, più sul giovane che di mezza età, si vergognava da morire per domandarmi, poveretto. E dice, guardi, dice, io sono alla fame. Ed è 3 giorni che non mangio. C'è una Jesolo diversa da quella che si appresta a ricevere la massa di turisti per l'estate in spiaggia, una Jesolo diversa da quella di via Baffile, dai giochi sull'Arenile o dalle nuotate rinfrescanti, una Jesolo diversa eppure estremamente vicina, ma invisibile, la Jesolo dei nuovi poveri, che anche qui aumentano a dismisura, formando un triste esercito. Lo vive ogni giorno sulla sua pelle uno di quei sacerdoti che ha fatto dell'aiuto una missione. Da 18 anni Don Italo Sinigallia guida la parrocchia del Sacro Cuore e mai come in questi mesi è arrivato a toccare con mano la crisi devastante dei nuovi poveri. Non solo e non più gli stranieri, ma sempre più italiani, insospettabili. Ieri sera in mezz'ora 6 persone. 6 persone, capito? Anche stamattina sono qui, capito? È in continuazione gente che viene a chiedere o per le medicine o per il biglietto o perché non ha niente da mangiare. È anche per questo che accanto alla nuova chiesa estiva in costruzione in piazza Nember e che sarà terminata prima dell'inverno per dare un luogo di preghiera, anche che si trova in zona Lido, è già sorto un luogo di aiuto concreto, un ufficio informazioni per gli immigrati, ma anche e soprattutto uno sportello di distribuzione alimenti. In attesa della sua collocazione definitiva, il centro è già in funzione per stessa volontà del parroco. Prima della chiesa, abbiamo detto, si fa l'opera di carità, poi viene la chiesa. E di fronte alle decine di persone che ogni giorno arrivano in canonica per chiedere aiuto, Don Sinigallia non ha paura a uscire dagli schemi, anche a costo di allearsi idealmente con Don Enrico Torta, il parroco di Dese che aveva suscitato un vespaio di polemiche con il suo messaggio «Posso arrivare ad aiutare una persona a rubare purché non si uccida per la crisi». Don Italo riconosce che certe frasi possono essere strumentalizzate da chi vuole delinquere, ma non condanna di certo il suo confratello. In se stesso non ha detto niente di nuovo, ha ribadito un concetto che c'è nella morale cristiana. Se uno è alla fame sa, Dio ha dato le cose per tutti, mica per qualcuno.